Arriva tra 20 minuti, o 20 minuti meno. Guarda che piedi Piazza Roma. Scavo, smaltimento mecaniche dell'impianto. La conferenza dei capigruppo ha accolto la proposta della Presidente della Giunta di rinviare il punto all'ordine del giorno ad una seduta successiva, esattamente a martedì prossimo, per dar modo alla struttura di acquisire la documentazione del Comune di Venezia, che si è pronunciato sullo stesso argomento, e quindi poter dare corso a un supplemento di istruttoria. Questo nell'interesse della ditta che ha presentato delle richieste, nell'interesse delle comunità amministrate, ma anche nel superiore interesse della politica, che deve esprimere valutazioni con l'attenzione a tutte le espressioni di tutti gli enti. Ha chiesto di intervenire il capogruppo del Partito Democratico Ferrazzi. Ne ha facoltà. È sempre stata e sempre sarà totalmente contraria per tutti i motivi che abbiamo già comunicato diffusamente. Se però questa interruzione può consentire al Consiglio tutto di addivenire alla posizione di contrarietà, siamo ben disponibili ad affrontarle i prossimi giorni appunto per approfondire insieme. Grazie. Siamo venuti a portare qui alla Giunta regionale migliaia e migliaia di firme, più di 10.000, raccolte dai cittadini della nostra città che vogliono un futuro diverso per Mestre, per Marghera. La possibilità di incenerire dei rifiuti, addirittura potenziando l'attuale impianto che è dimensionato su 100.000 tonnellate all'anno su una linea, prevedendo l'apertura di una seconda linea per altre 25.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Ora, questa è una cosa che va contro ogni logica e soprattutto va contro la volontà popolare di trasformare Porto Marghera, perché se Marghera torna ad essere il luogo in cui qualcuno pensa di stoccare e incenerire tutti i rifiuti provenienti dal Veneto, noi non siamo d'accordo. No. E questa mobilitazione ha coinvolto, ripeto, decine di migliaia di persone con infinite assemblee, riunioni, eccetera, non politiche, ma proprio le persone che vedete qui non sono appartenenti a gruppi politici, sono singoli cittadini, singole associazioni, eccetera, che hanno sentito ribollire il sangue quando, dopo un decennio di attività finalizzate alla trasformazione di Marghera, vedono riproporre questo tipo di logica. Allora, noi pensiamo che questa cosa non si debba fare. Sappiamo che è stato fatto un lavoro per modificare quella convenzione, di cui non sappiamo nulla. Abbiamo chiesto pubblicamente che la Regione venisse a spiegare a Marghera che cosa intende fare, seguendo un percorso democratico che la Regione ha già attivato. Quando in uno dei più importanti progetti di trasformazione dell'area sud di Marghera, mi riferisco all'area di Malcontenta, abbiamo istituito tutti insieme, cittadini, autorità locali, regione e autorità nazionali, ministeri compresi, un'agenda 21 locale all'interno della quale ciascuno ha potuto dire la propria e all'interno della quale sono state decise delle cose, anche pesanti dal punto di vista delle infrastrutture che si andranno a realizzare, ma condivise con un voto finale che ha coinvolto, se non ricordo male, il 92-94% della popolazione. Noi riteniamo che quel percorso debba essere mantenuto e che la Regione, anche su questo aspetto, che in qualche modo è legato attraverso il PIF alla vicenda del Vallone Bonazzani, la Regione si debba confrontare con la città e dire che cosa intende fare. Allora Marangoni, che è l'assessore competente, venga pubblicamente a Marghera a discutere di questa decisione e non se la faccia passare sulla testa decidendola prima in giunta. Chiediamo tanto? Chiediamo un rapporto democratico con la Regione su una scelta che riguarda la nostra vita e l'aria che respirano i nostri figli, oltre che il futuro
futuro di Porto Marghera. Sì, no, ma prima che lui chiuda. Sì, no, ma con tranquillità, cioè, non penso che noi ci rifugiamo, no, a questi momenti di confronto. Sì, sì, tra l'altro sì, è uno anche che non ha problemi quindi diciamo noi vi riportiamo anche questa esigenza, che è una giusta esigenza, penso che verrà chiaramente, tranquillamente. Abbiamo capito un po' quali sono i punti di snodo, chiamiamolo, della vicenda. Non è ancora chiuso la partita, no, come si diceva. No? Perché così meglio. Ezio da Villa. 900 metri dal potenziale nuovo inceneritore. Allora, oggi la Regione ha approvato con un atto scellerato una convenzione che dà il via libera a una società pubblica regionale che si chiama SIFA per fare una convenzione con una società privata che si chiama SPM, finalizzata ad acquisire un inceneritore e un depuratore biologico che attualmente funzionano in parte, o meglio, funziona il depuratore per fortuna e così non si inquina la laguna, ma l'inceneritore è fermo perché non ci sono rifiuti provenienti dalla zona industriale. Ebbene, la Regione con questo atto regala a questa società la possibilità di bruciare 100.000 tonnellate all'anno di rifiuti, di cui solo una parte di fanghi biologici di necessità regionale, per 30.000, cioè meno di un terzo, e per il restante si tratterà di rifiuti provenienti da tutta Italia che in questi anni si erano drasticamente ridotti. In questo modo la Regione torna indietro di 50 anni, privilegia un interesse privato a scapito della salute e dell'interesse generale, inganna una popolazione con la quale aveva fatto un patto attraverso un'Agenda 21 per riqualificare quell'area e distrugge ogni possibilità di riqualificazione di Porto Marghera in un'ottica di sostenibilità e di vera economia verde. È un atto indecente, moralmente inaccettabile perché inganna la popolazione ed eticamente inaccettabile perché privilegia l'interesse privato rispetto all'interesse pubblico. È un modo di ragionare che pensavamo fosse finito negli anni '80 con Tangentopoli e che adesso ritorna con tutta la sua forza. Quegli anni non sono serviti e la Regione ha fatto un atto indecente sulla pelle della popolazione, sulla salute della popolazione, rendendo impossibile una riqualificazione di una zona che il mondo ci invidia in un luogo delicatissimo come la laguna di Venezia, che aveva bisogno di tutt'altro.